non c'è da essere felici! Ah! Zio, domani è Natale. Il giorno più bello dell'anno. Ancora con questo Natale? Ma ve lo volete mettere in testa che il Natale è soltanto un altro maledettissimo giorno lavorativo come tutti gli altri e ogni scemo che non ci crede dovrebbe essere bollito nel suo stesso brodo? Ma signore, il Natale è un giorno di festa. Sì! No! Un giorno in cui si fa del bene. Sì! No! Un giorno da passare con i propri cari. Sì! No! Un giorno di serenità. Sì! No! Chiudi il becco stringi! Aprilo, gratis! Lo apro o lo chiudo? Chiudilo! Aprilo! Ma veramente... Va bene niente! E allora lo aprirò io! Ora la mia mano! No, stai zitto! Penso io! Stai zitto! Solo io! Ma chi sta adesso Cantuccio? A chi dice non mi importa? La fabbrica Cantuccio! Ed è fatto una sua scorta, anche chiuso con la gente! E adesso è troppo storta! Capì che solamente sei incazzato di ogni sorta! Il pensiero mal pensato, inizio approssimato di solezia mal profusa e alla testa un po' confusa. Seduto! Non parlare! Penso io! Solo io! Ci sono io! Solo io! Io che posso argomentare che la festa che è Natale è la festa più festiva che quel giorno non succedo! Ti do stato qui vero! Ma che ti sta tutto steso si alza gaiamente, palle canto pure niente! E può scegliersi un vestito bello o brutto o riso, non importa passionare, è la festa del Natale! Seduto! Scendi da me! Dico io! Solo io! Dico io! Basta! Solo io! Basta! Ma c'è pure già zitto a chi non ha mai capito che non muove niente il dito per aprirsi al sentimento che non nulla spazzatura e non può sapere di vola e porterà amico che non sai quanto brilla. Questi lo signori che non serve avere ioni, che non basta ragionare se non sanno cosa dire per Natale. Seduto! Se non hanno un giorno di Natale Silenzio! Se non vogliono gridare buon Natale. Seduto! stringono una mano per Natale. Basta! Dico io! Ma che io? Dico io! Perché io? Io? No. Ebenezer Scrooge, sono qui per informarti di una cosa. Vi prego, Marley, non potresti utilizzare una voce meno spettrale? Ma io sono uno spettro, Ebenezer Scrooge. Va bene, lo so, ma non ti sarebbe una voce un po' meno da spettro? Va meglio adesso? Va meglio. Ebenezer, la stessa cosa succederà anche a te. No, ti prego, non voglio che accada. Ti prego, Marley, aiutami. Allora ascoltami, Ebenezer. Sì. Appena io andrò via, riceverai la visita di 3 fantasmi. Mamma mia. Tre fantasmi. 3 fantasmi! Il fantasma del Natale passato, il fantasma del Natale presente e il fantasma del Natale futuro! È il giorno di Natale. Sì, il signor Flickring organizzava delle feste di Natale straordinarie. Ma c'è Billy! C'è Mario! Guarda, vicino a quel mobiletto c'è Jimmy! I miei amici! Ma c'è anche Isabel! Il mio primo e unico amore! Isabel! Questo è accaduto prima che tu diventassi un miserabile avaro consumato dalla sua stessa avarizia. Ma che sapevo? Dove sono andati tutti quanti? E hai dimenticati, Ebenezer. Hai permesso al tuo cuore di dimenticare quanto di buono possedeva. E adesso ti hai dimenticato ed hai perduti per sempre. Il peso della tua avarizia grava su tutta l'umanità intera. Dimmi, non hai mai conosciuto nessuno come me? No! Eppure, quanti dei miei fratelli hai respinto nella tua miserabile vita? Ma ci deve essere un equivoco, poi io non ho mai conosciuto nessuno dei tuoi fratelli. Come no? Bugiardo di un bugiardo! Ma veramente io? Zitto! Non li hai mai conosciuti perché non li hai mai cercati. Ma scusami, ma tu quanti fratelli hai avuto?
Che anno è questo? Il 1860. Allora io ho avuto 1859 fratelli. Vedi, ognuno di noi in quest'epoca viene a fare visita in questo gingillo di pianeta per portare un po' di gioia. Ma tu eri troppo avanti. Sei un egoista e non potevi accorgerti di tutto ciò. Ma veramente ci deve essere un equivoco. Io sono un uomo di sani principi, un'anima generosa. Un'anima generosa tua! Tu non sai nemmeno che cosa significhi la